è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il canto numero 296. Mistero della cena è il corpo di Gesù. Mistero della croce è il sangue di Gesù. E quel pane vivo è in mezzo ai suoi. Gesù sono vivo, sarà sempre voi. Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. Mistero della è il sangue di Gesù, il pane che mangiamo, fratelli, ci farà. Intorno a questo altare potete crescerà. E fratelli e sorelle, a voi la solennità del sangue del Signore. Del Figlio bisogna per cambiamento
e per realizzare versato per irrigare col tuo sangue i nostri cuori inariditi, Criste lei. Grazie per la tua Dio, Re di potenza. Signore, agnello di Dio, Figlio del Padre, modelli verso il tuo regno. Signore Gesù, mi accompagna dello Spirito i secoli dei luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio. Loda il Signore, Gerusalemme. Celebra
Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto Signore, Gerusalemme. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio. Ed ora la sequenza, la prima parte il solista, la seconda in neretto insieme. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Di dell'agnello della Pasqua, della manna. Vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutri dei viventi. Che tutto sai e vuoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli della gioia. Alleluia, alleluia, alleluia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo di Signore. Se questo avrà in alleluia. Signore, vuoi, cielo, anni, il tempo, sono il discepolo. Se uno vivrà, sarò la mia carne. E io risusciterò, che è la mia carne. La carne beve il mio sangue e io
che ha la così anche già vivrà per alla sua termine della sua vita. Gesù mai ricevuto da Gesù. In questo memoriale c'è tutto il mistero della Pasqua, di Gesù che è morto e risorto per noi, mettendosi a tavola durante l'ultima cena. Gesù, dopo aver celebrato la Pasqua ebraica, ricordato la liberazione del suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto e aver insieme ricordato il patto di alleanza che Israele aveva fatto con il suo Dio, Gesù, nell'intimità di quell'ultima cena, prende un pane, lo benedice, lo rompe in pezzi e lo dà ai presenti. Prendete, mangiate. Questo è il mio corpo dato per voi. La stessa cosa lo fa con il calice. Prendete, bevetene tutti. Questo è il mio sangue, sangue della nuova alleanza sparso per la salvezza del per le volte che insieme, volte incontrerete questo dando di me fino al mio ritorno, fino al mio ritorno. Gesù così consegna ai suoi, alla sua Chiesa, una eredità che dovrà durare nel tempo, il suo corpo e il suo sangue, memoriale della sua Pasqua. Ma l'Eucaristia, oltre a essere memoriale della Pasqua di Gesù, è anche una presenza d'amore, una presenza che costruisce la Chiesa
La Chiesa esiste perché Gesù ne è il fondamento, la forza della sua unità e della sua fecondità spirituale, ed è attorno all'altare che i suoi discepoli si incontrano, fanno comunione tra loro e con Lui e trovano la forza per realizzare quella missione che Gesù ha loro lasciato. Non sapremo immaginare un amore più grande di questo, un amore col quale Dio ha scelto di stare con noi con una disponibilità senza limite e una presenza che stupisce per la sua grandezza, ma nello stesso tempo ci sconcerta per l'umiltà dei mezzi che Gesù ha scelto, del pane, del vino, elementi semplici, elementi quotidiani che troviamo sulla nostra tavola ogni giorno. Veramente l'umiltà di Dio, come dice San Francesco, è la strada grande attraverso la quale Dio transita l'amore verso sufficiente Gesù. Il vino mistero d'amore, è di questo che vive la Chiesa, un popolo in cammino, un popolo aggrappato alla croce di Gesù, un popolo che si alimenta del suo corpo e del suo sangue. Infine, fratelli miei, l'Eucaristia è anche corpo del Signore che alimenta la nostra vita di ogni giorno. È il pane viatico, il cibo destinato a sostenere il nostro cammino quotidiano. Gesù lo ha detto chiaramente: il mio corpo è per voi vero cibo, mio sangue per voi è vera bevanda. Nutrendoci di Lui si realizza per noi una comunione di vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in Lui, e quasi provocando la nostra presunzione. Gente autosufficiente, Gesù ci dice: se non mangerete di questo pane e non berrete di questo calice, non avrete in voi la vita. Chi mangia di me vivrà eternamente. Miei fratelli, allora, con tutta la Chiesa che celebra oggi questo grande mistero, accostiamoci all'altare con fede, prendiamo questo piccolo pane bianco, guardiamo a Lui e lasciamoci nutrire del suo amore, e tutto si rinnoverà in noi alla sua presenza. E questa è la finalità del dono dell'Eucaristia, trasformarci in Cristo Gesù per vivere con fedeltà la vita nuova di figli che Gesù ha redento e che ha reso meritevoli delle promesse che il Padre ci ha fatto. Facciamo la professione di fede, credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili. Credo in un solo Signore, nato dal Padre,
cielo. O crocefisso per nostro terzo giorno risuscitato. E con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa. Questo giorno benedetto in cui la Chiesa si inginocchia e adora il più sublime dei doni divini, apriamo i nostri cuori dicendo: donaci il tuo pane, Signore. Signore Gesù, che hai voluto rimanere in mezzo a noi nel pane di vita e nel calice della salvezza, assisti la tua Chiesa e confermala nell'unità del tuo Spirito. Preghiamo. Pane, Signore. Signore Gesù, che vegli sul dono alta, amministratori che comunicando l'Eucaristia nella vita ciò che celebrano, praticando la giustizia e la carità. Preghiamo. Donaci il tuo pane, Signore. Signore Gesù, e i malati, benedici le persone impegnate nel servizio del prossimo, sostienile nella fatica e dona loro di scoprire nell'Eucaristia la sorgente dell'amore senza limiti. Preghiamo. Signore Gesù, che vivi nella nostra comunità, donaci di desiderare sempre il nutrimento eucaristico per assaporarne la divina grandezza e diventare per essa dono per i fratelli. Preghiamo. Lode a te, Gesù, che ti sei fatto pane e per noi presenta al Padre le suppliche che scaturiscono dal nostro cuore, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accolci, Signore, che sia gradito il nostro sacrificio. E oggi
pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, oh Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere sempre in ogni luogo, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore, innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi, e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni di gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. La fede
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane. Ti rendiamo grazie, degni di presenza per il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione il corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi, tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia. Ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora, come Gesù ci ha insegnato, con quella confidenza che è propria dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo, dacci oggi il nostro pane. E non abbandonarci. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Dio, ecco toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, Il sangue di Cristo mi guardino. il canto numero 412.
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena, Gesù
Dio. Trovate questo. Andiamo in pace. Grazie. 393. Ave Maria, ripose Dio sua Dio, ogni volta tu sei tabernato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo.